Dopo la prima operazione non si vive più tranquillamente. Allevatori hobbisti sono sul piede di guerra, ma la loro battaglia finora è lettera morta. La convivenza in provincia di Belluno non è possibile e si rischia l'estinzione degli allevatori in provincia di Belluno. Qui c'è una responsabilità molto grossa da parte del Ministero dell'Ambiente che non vuole uscire dalla logica di contenere questo fenomeno. A Bolzano, per salvaguardare l'economia zootecnica, la provincia autonoma in solitaria ha ingaggiato un duro scontro con i poteri centrali e la Corte Costituzionale di recente le ha dato ragione, perciò al primo danno il lupo potrebbe venire immediatamente allontanato e eliminato. Nel bellunese il lupo si sta avvicinando troppo all'uomo, lo dice il veterinario Luca Paoletti, che mette in guardia dal possibile ritorno del virus della rabbia e che osserva come nella maggioranza dei casi le predazioni rilevate sono state per gioco e non per fame. Chi ci dice che un domani non giocheranno con l'uomo non avendone paura? Quanto ai sistemi di protezione, Paoletti spiega come i pastori maremmani stiano creando più disagio che beneficio ai pastori multati per le aggressioni a animali e a persone. Discorso a parte meritano le recinzioni. Le recinzioni, come sono state concepite, sono un'assurdità. Ma è logico, sono state concepite da degli incompetenti. Una buona recinzione, dice Paoletti, dovrebbe avere una linea di almeno 12.000 volte, quelle previste da 3.000 non servono a nulla. Ora si tratta di trovare una soluzione che permetta la tutela di questo territorio secondo le caratteristiche del territorio e la salvaguardia di un animale selvatico che non è tipico di questa zona e che però il Ministero dell'Ambiente con forza ritiene di non dover togliere da queste zone.